Quante volte dopo aver stappato una bottiglia il tappo di sughero finisce direttamente nella spazzatura? A Conselve invece quel tappo avrà una seconda vita. Si chiama Cuore di Sughero, il progetto promosso dal gruppo Polis con il patrocinio della provincia di Padova e del comune di Conselve, che trasforma un gesto semplice in opportunità per l'ambiente e le persone. Il meccanismo è semplice: conservare i tappi di sughero e portarli nei punti di raccolta allestiti in municipio, in biblioteca, nei negozi e nella cantina di Conselve. Da lì inizia un percorso di recupero che unisce economia circolare e inclusione sociale. Un'iniziativa bellissima perché coniuga la sostenibilità economica, quella ambientale e quella sociale in un unico che si regge all'interno di un medesimo quadro, senza che nessuno venga pregiudicato, e dimostrando in questa maniera come si può fare economia in maniera etica, in maniera virtuosa, coinvolgendo tutti quanti i soggetti in uno scambio biunivoco tra istituzioni, enti e persone, che è l'unica ricetta per riuscire a sopravvivere in tempi davvero difficili. I tappi saranno prima selezionati, quindi avviati al riciclo. Il ricavato della loro vendita sosterrà MyAbility, un progetto che accompagna giovani con disabilità in percorsi di orientamento e inserimento lavorativo. Il progetto Cuore di Sughero è un progetto molto importante perché unisce la sostenibilità ambientale, la solidarietà e la cittadinanza attiva, tre ingredienti che fanno sì che questo progetto stia prendendo piede in tutta la provincia di Padova. Un'iniziativa che mette insieme realtà diverse del territorio, istituzioni, mondo della cooperazione, imprese agricole e cittadini. Tra i primi a dare adesione la cantina di Conselve, che ha già donato migliaia di tappi e aperto un punto di raccolta a disposizione della comunità. L'iniziativa vuole sollecitare e sensibilizzare il consumatore a raccogliere i tappi di sughero ottenuti appunto dall'apertura delle bottiglie, raccoglierli e portarli nei nostri punti vendita per poterli dare a Cooperativa Polis. Questi tappi avranno una nuova vita perché verranno riciclati, dai proventi ottenuti da questo riciclo servono a sostenere questa meravigliosa struttura e soprattutto l'azienda agricola presente, che è l'azienda fuori di campo, un'azienda dove lavorano molti di questi ragazzi. Il progetto è anche un esempio concreto di economia circolare. Un materiale naturale come il sughero viene recuperato e rimesso in circolo, evitando sprechi e creando nuovo valore. Il tappo di sughero viene quindi riusato e viene valorizzato, dato nuovamente valore e rimesso in circolo, e questo è un modo per dimostrare come le persone sono in grado di trasformare quelli che potrebbero essere dei rifiuti, e in questo caso lo fanno persone che aderiscono a cooperative e che dimostrano quindi le loro competenze e la loro abilità. Grazie a Cuore di Sughero, un piccolo tappo può raccontare una storia molto più grande, quella di un territorio che sceglie di far rete, ridurre gli sprechi e trasformare un oggetto destinato ad essere scartato in un'opportunità concreta di inclusione.